La quinta corsa è un doppio chilometro, una condizionata sul doppio chilometro con 10 cavalli al via. Sono Viator Caf, Visipan, Victor Breed, Upper Trio, Vida Francis, Tirone Angai in prima fila, Top Capi, Veronese, Una del Rio, Vieridani Griff in seconda. Cambio di guida su Vieridani Griff, sale Antonio Di Nardo in luogo di Giuseppe Lombardo, favorito. Tirone Angai in chiusura su Viator Caf. Vediamo la partenza, l'errore di Tirone Angai, l'errore anche di Viator Caf, numero ha sbagliato 2 anche Visipan squalificato, numero 1 Viator Caf squalificato. Perde subito Viator Caf, mentre anche Tirone Angai ha sbagliato, quindi i due più attesi subito di galoppo. Ne ha approfittato Upper Trio per conquistare la testa, 15,6 primi 200 per l'allievo di Marco Stefani, che conduce davanti a Vida Francis e Veronese, che ha colto ottima partenza, mentre c'è Vieridani Griff in quarta posizione che accenna a spostare, poi torna sotto. Intanto in corda più indietro Top Capi. Primi 400 in 30,8 per Upper Trio, in seconda posizione rimane Vida Francis. All'esterno vediamo la terza ruota di Tirone Angai che cerca di recuperare dopo l'errore iniziale, sopravanza Top Capi, sopravanza anche Vieridani Griff e cerca di portarsi su Upper Trio dopo un giro esatto di gara. Tirone Angai con generosità si è portato all'esterno di Upper Trio, ma a questo punto ovviamente Upper Trio dopo un chilometro in uno... e dopo 800 metri in 1,26 non manda certo via l'avversario. Chilometro in 1,17,7. Secondo passaggio davanti alle tribune con Upper Trio che controlla la situazione. All'esterno si impegna Tirone Angai, alla corda c'è Vida Francis, al largo Vieridani Griff, seguito da Top Capi, mentre a lungo la corda c'è sempre Veronese, poi Una del Rio in ultima posizione. 14,4 questo parziale, ora Upper Trio va veramente veloce e al suo esterno Tirone Angai, dopo aver recuperato non pochi metri in partenza, costretto a farli straordinari. Lo scatto di Vieridani Griff a 500 dalla conclusione e dalla coda muove anche Una del Rio. 400 al palo, il parziale ancora in 14,8. Vieridani Griff ha anticipato Una del Rio che viene in quarta ruota addirittura. Upper Trio cerca ancora la difesa contro Vieridani Griff, mentre Una del Rio si lancia in mezzo alla pista. Più indietro c'è Top Capi, retta d'arrivo con Vieridani Griff che impegna Upper Trio, alla corda lo scatto di Vida Francis, a centropista Una del Rio, ultime battute con Vida Francis che scatta all'interno, poi Una del Rio, poi a centropista c'è lo scatto anche di Veronese e sul palo sono sulla stessa linea all'interno Vida Francis, al largo Veronese. 32 la chiusa, 1,16,2 sul doppio chilometro e arrivo davvero molto stretto perché i cavalli sono molto larghi fra loro. Vedete all'interno lo scatto di Vida Francis, al largo c'è quello di Veronese che ancora non compare nello schermo, eccolo che arriva Veronese, riesce a trovare la luce nel finale e sul traguardo raggiunge Vida Francis ed è un arrivo davvero strettissimo fra i due, mentre per il terzo forse la spunta Una del Rio su Vieridani Griff, ma è un arrivo anche per il terzo posto molto molto serrato. Davvero difficile stabilire chi abbia vinto. All'interno Vida Francis, al largo Veronese che finisce a velocità doppia e queste immagini ci mostrano forse Veronese che riesce a pizzicare sul palo Vida Francis, ma aspettiamo naturalmente, non ci sbilanciamo, arrivo strettissimo per la vittoria, mentre per il terzo forse Una del Rio ha ragione di Vieridani Griff.